Beh, ho un'emozione, ringrazio ovviamente i Lions per questo riconoscimento che è importantissimo, autorevole a livello internazionale, che condivido ovviamente con tutta la mia squadra. Questo riconoscimento ci viene dato per il lavoro, per tutto quello che è stato fatto sulla partita del Covid e non solo, e penso ci voglio dare una lettura, no? Che è quella che si è capito che lo facciamo col cuore per i nostri cittadini, per i veneti, e questo è l'unico motore che ci muove. Beh, sicuramente l'amore per il Veneto e per i veneti. Le dirò che comincio a fare una lista di tutte le tragedie che abbiamo dovuto affrontare in tutti questi anni e sta diventando lunga. Purtroppo è un mondo che sta cambiando, però noi dobbiamo essere lì presenti e adesso il pensiero va ancora ovviamente alla Marmolada, 20 persone coinvolte, 8 in ospedale e 12 non ci sono più. Speriamo ancora nelle ricerche, ma ormai le speranze si sono ridotte all'unicino. Allora, noi Lions abbiamo un massimo riconoscimento, onorificenza che assegniamo a non soci Lions, che è la Melvin Jones, e quindi è un riconoscimento che viene dato a coloro che si sono distinti nel territorio per un servizio a favore della comunità. Chi meglio di Luca Zaia, per tutto quello che ha passato nell'anno 2020-21 e oggi sta passando, meritava questo riconoscimento da parte dei Lions. Sì, l'aspetto della comunicazione per noi è fondamentale, noi facciamo tanto a favore della comunità, veniamo incontro alle esigenze per i giovani, per la scuola, per la salute, per l'ambiente, per la comunità, e noi dobbiamo essere bravi a comunicarlo perché facciamo tanto, raccogliamo tanto e tante volte non siamo riconosciuti per quello che noi facciamo nel territorio.